Buongiorno, è Lorenzo Craveri di ERSAF, Regione Lombardia, l'omologo di Veneto Agricoltura. Mi trovo, come negli ultimi anni, all'interno di un vigneto della zona del Sassella, quindi dei rossi carichi della Valtellina. Notate che rispetto all'anno scorso, ma probabilmente alle annate precedenti, le condizioni meteorologiche sono decisamente diverse. Oggi vedete c'è un temporale in corso, cosa che evidentemente negli ultimi anni non capitava, in particolare nel 2022. Questo mi permette di riallacciarmi al fatto che effettivamente il 2023 è un'annata rispetto al 2022 molto differente. Quest'anno è sicuramente in tutti gli areali produttivi un'annata di malattie fungine. L'ha fatta, diciamo, da padrone la peronospora, come immagino in tutti gli altri areali del nord Italia, e in alcune zone, in realtà in particolare in Oltrepò Pavese, mi segnalano maggiori problematiche legate all'oidio, in parte perché lì ha piovuto un po' meno rispetto alle altre zone della Lombardia, in parte perché lì è stato anche più ventilato, quindi delle ragioni un po' più diciamo microclimatiche, per così dire. Quindi oltre diciamo, ad attacchi di peronospora e in Oltrepò Pavese di oidio, in Oltrepò Pavese mi segnalano anche la recrudescenza della flavescenza dorata. Questa recrudescenza è sicuramente legata a una minor zelo rispetto ai primi anni nell'estirpo dei vigneti sintomatici, e forse anche da una minor efficacia dei prodotti chimici. Però diciamo su questo butto soltanto la palla all'uditorio. Per il resto, diciamo, fare per ora delle stime di resa è piuttosto difficile, c'è una certa varietà e quindi eterogeneità a seconda appunto del fatto che la peronospora o l'oidio sono stati tenuti sotto controllo, dove evidentemente sono stati tenuti sotto controllo la situazione è migliore, quindi le produzioni saranno anche significativamente superiori al 2022. E nelle zone dove questa problematica invece è stata più massiccia, sicuramente qualche problema lo avremo. Però complessivamente, diciamo, Oltrepò Pavese, Franciacorta, Lugana e diciamo, Valtellina, tutti hanno diciamo, di fondo un certo ottimismo. Nessuno si è sbilanciato sul fatto di dirmi la produzione sarà del 10, del 15, del 20% superiore, perché come vi ho detto quest'annata è stata un'annata difficile. In alcune zone, in particolare della Bresciana, ci sono stati anche delle grandinate piuttosto significative, e quindi lì sicuramente i cali produttivi saranno notevoli anche rispetto al 2022. Per quello che riguarda il biologico, sicuramente il biologico è quello che ha avuto più problemi nel corso dell'annata a controllare le malattie fungine. Mi hanno raccontato anche di 21-22 trattamenti in stagione contro la peronospora o in generale contro le malattie fungine, e per quello che riguarda le superfici, diciamo, la Lombardia sta vivendo una fase diciamo, di stasi. L'unica zona dove le produzioni biologiche sono pari o superiori al 50% è il Franciacorta, però anche lì mi raccontano la tendenza non è a un aumento delle superfici. Altre informazioni, anche se mi rendo conto di non avervi dato dei numeri troppo precisi, altre informazioni utili non credo di potervele dare. Quindi ci vediamo l'anno prossimo, credo in condizioni meteorologiche diverse.